Amici bellini, andiamo a rivedere un po' tardi, si è fatto Mazzarri, è un po' tardi, ma andiamo a vedere, a rivivere un attimo questa partita di ieri con le pagelle, con tutte, anche un po' le parole di Spalletti perché dice delle cose importanti. Cominciamole. Allora, amici miei, prima di tutto, benvenuto Utopia, che potrebbe essere Utopia se la leggiamo, se la leggiamo all'italiana, così, e lasciate un like. Per cosa lo dovreste lasciare se lo sapete per me, semplicemente come abitudine che si fa così sui canali che vi piacciono e che seguite tutti i giorni. Lasciate il like perché potrebbe essere il vostro ritorno, cioè che io vi do un contenuto gratis e voi gratis lasciate un like, è una cosa di cortesia. Però potremmo anche essere contenti, se siete iscritti al canale, sì, potremmo anche essere contenti che comunque il Napoli che stecca questa partita non perde il contatto con la non lo so, voglio dire il fatto che nessuna è a punteggio pieno in Serie A, questo lo possiamo dire, e quindi tutti quanti sarà il campionato più equilibrato del mondo e non c'è, ed è anche plausibile, insomma, vista la forza delle avversarie, quelle dirette concorrenti del Napoli e anche le altre, insomma le squadre più piccole. Penso che questo ci possiamo aspettare. Quando ci sono gli scontri diretti, una prevale sull'altra, non sempre, e ci ruberemo punti a vicenda, mentre con le piccole non si può steccare assolutamente, altrimenti andiamo in grosse difficoltà. Con un Ambrabam noi ci possiamo spostare su questa cosa così e mettiamo i votini che l'ottimo Peppe Di Palma poi dovrà tutto raccogliere, eccetera eccetera, perché poi faremo una media poi dei voti di tutti i giocatori del Napoli. Sono opinioni sono opinioni mie, voi potete ovviamente dire la vostra nei commenti, dici questo voto non mi piace, eccetera eccetera, e uno le tiene tutte in considerazione. Ovviamente il Napoli anzi no, che cos'è? Questa è la sigla che sto facendo. No, calma, no, giusto per completezza, visto che ci piace parlare degli XG, alla fine, per come si ragiona con questi XG, le occasioni della Fiorentina, quei vari tiri di Sottil, fondamentalmente perché è successo poco altro, sono tutti tiri un po' telefonati, non fortissimi, da lontano, e che Meret alcuni l'ha parati facili a terra, in quell'unica occasione mezza paperotto, insomma un'incertezza così che ci lasciano in apprensione perché ci hanno lasciato in apprensione, ma non sono stati pericolosi abbastanza. Molto più pericolose le occasioni del Napoli che ci portano a 1,69. Quindi io vi dico, il pareggio alla fine è giusto per quanto abbiamo visto sul campo, però ai punti quell'occasione di Lozano grida vendetta, specialmente quella. Poi c'è il tiro di Raspadori, senza dubbio, quello di Osimhen che era in fuorigioco, ovviamente lo dobbiamo considerare fuorigioco e quindi in teoria non vale, però insomma il Napoli qualcosina in più l'ha fatta. Però secondo me il pareggio è giusto e secondo me lo dice anche Spalletti, quindi le parole di Spalletti di inizio stagione, ragazzi, sono molto simili alle parole di inizio stagione dell'anno scorso, dove io ero d'accordo su tutto con Spalletti. Poi è stato nel finale che qualche cosa non mi ha convinto dei ragionamenti, dei comportamenti di Spalletti. In questo momento siamo veramente d'amore e d'accordo, perché ci racconta la partita più o meno come l'abbiamo vista e ci fa capire delle cose che non possiamo poi chiedere e immaginare che la squadra sia già rodata. Quello che lui dice nel finale dell'intervista, credo fosse da Zon, insomma, tu c'hai più opportunità, più diversità di giocatori per fare più cose. Spalletti, ricordo, guarda, che ti sei fatto male i calcoli, perché se a me va via Petagna e arriva Simeone, bene o male uguale, le caratteristiche sono diverse, ma non è che ti cambia il gioco, il modo in cui giochi. Levi Mertens, metti Raspadori, più o meno come caratteristiche siamo là. Levi Insigne e metti Kvara, come caratteristiche diverse, ma il ruolo alla fine è quello. E resta Politano Lozano, e levi Fabian, lo dice proprio Spalletti, dice hai perso Fabian, perché lo considera già perso, che non l'ha mai. A proposito, pare che roba di ore che Fabio dovrebbe accasarsi al PSG, però ci rimbalzano notizie che Navas potrebbe poi non farsi, ci sono ancora dei problemi con la buonuscita. Questa sarebbe non un autogol, ma una cosa, cioè, non bene, perché se noi abbiamo aspettato finora la questione di Fabian per sperare di risolvere per Navas, se poi non riusciamo nemmeno a risolvere per Navas e rimaniamo con Meret Sirigu, è un peccato a questo punto. Però
sempre uno entra e uno esce, questo l'abbiamo visto, semplicemente con Dombele abbiamo fatto il contrario, cioè uno entra e l'altro esce, non uno esce e l'altro entra. Ma questo ce lo dice Spalletti, dice più o meno questo è, e ci aggiunge, e lo dobbiamo ricordare perché noi siamo contenti del mercato fatto, che però questi nuovi giocatori che possono avere nuovi stimoli, nuove motivazioni e possono essere più freschi mentalmente e fisicamente, non hanno però quel blasone, quell'esperienza, quella capacità già di sapere cosa fare in campo che quelli che abbiamo perso avevano. Koulibaly, Insigne, Mertens, eccetera eccetera, Ospina, eccetera. Quindi molto molto onesto nell'analisi secondo me Spalletti, e condivido meno quando lui dice l'arbitro ha arbitrato bene. Non lo so, io, Peppe, segnatelo, io all'arbitro do un 5,5, non mi piace l'atteggiamento, poi non è che ha cambiato tantissimo le sorti della partita, mi segno perché me lo ricordo così a memoria che poteva essere ammonito Milenkovic nel primo tempo e poi viene ammonito nel secondo, e quindi lì è un potenziale rosso che poteva mettere in difficoltà la Fiorentina. Però si parla di questo arbitraggio all'inglese, Anghissà è stato ammonito subito, anche giusto, però poi ci sono stati interventi pure da dietro che non sono stati sanzionati, e poi un atteggiamento nervoso tutto il tempo, l'ammonizione a Spalletti che comunque si lamentava di certe decisioni. Quindi se tu ti lamenti perché poi l'arbitro si è comportato bene, ritorna il fatto che Spalletti cerca di non fare polemiche con gli arbitri per non avere la peggio poi dopo, però alla fine non lo so se lui dentro di lui è ancora convintissimo di questa cosa qua. Comunque io do 5,5 alla cosa generale degli arbitri, e Spalletti niente, quindi ci parla di questa partita che noi adesso possiamo andare a vedere. Ovviamente ragazzi io lo metto qua, sono diventati 3 gli imbecilli, i bischeri. Lo metto qua così perché vi ricordate la famosa storia che sono 4 anni, cioè, da quando ho aperto il canale io ne parlo, ma sono 50 anni che sentiamo questa storia. Sono solo 4 imbecilli, non si deve nemmeno sottolineare perché sono 4 imbecilli eccetera eccetera, 4, 40, 40.000, adesso sono diminuiti, sono 3 gli imbecilli e si fa matrice territoriale, matrice religiosa, gli schiaffi a Spalletti, le cose, la mamma e la maiala de Tumà, e quindi sono 3, sono diminuiti. Quindi esultiamo che questi tifosi che non sono tifosi, beceri, maleducati, sono 3, sono diminuiti, non sono più 4, sono 3. Quindi stiamo andando a migliorare. Vedete un po' se è normale, poi la multina come al solito e tutto si mette a tacere, tutto si mette a dormire. E noi continuiamo a dirlo e niente si vuole cambiare, niente si vorrà cambiare, assolutamente. Andiamo a vedere un pochino i voti. Nel rivivere la partita mentalmente, il giallo ad Anghissà, Osi che prova il tiro ma viene contrato su assist di Zielinski, la paperotta di Meret, e ci siamo, il tiro poi fuori di Bonaventura conseguente della paperotta, poi i vari tiri di Sottil, sempre non, per fortuna lui era Sottil, non è uno bello doppio così, altrimenti ci poteva mettere in difficoltà, il gol annullato ad Osi giustamente, il giallo, già passiamo al secondo tempo, il giallo a Milenkovic, Rachmani di testa alto, quello di Lozano che grida ancora vendetta, Spalletti lo dice chiaramente, questo non si può sbagliare, c'è molto rammarico nelle parole di Spalletti, ancora Sottil Meret, poi ci sono le varie sostituzioni, un'occasione per Barak, poca roba, ancora Sottil, poi entra pure Simeone e il tiro di Raspadori parato di sinistro, molto bello e grande risposta di Gollini. Allora andiamo a vedere un pochino questi voti che mi vengono in mente così. A Meret, vista la paperotta, poi non ha subito grandi occasioni, però io non riesco a dargli più di 5,5. A Di Lorenzo mi sento di dare anche a lui 5,5, ci ha provato con qualche sovrapposizione interna, è finito anche in aria, qualche cosa ha provato a fare ma non è stato pimpante come nelle altre 2 partite, e ha sofferto Sottil perché Sottil è arrivato al tiro, fortunatamente Sottil non ha avuto quella freschezza di tirare bene, di essere pericoloso, però lo ha sofferto da quella parte. Rachmani mi sembra quello che ha sofferto di meno insieme a Mario Rui e gli do 6. Hakim per un paio di contrasti poi persi nel secondo tempo
Anche Spalletti dice avevamo delle situazioni di inferiorità numerica, gli do 5,5 questa volta, 6 a Mario Rui perché da quella parte Iconè non è stato un problema. A Lobotka mi sa che pure devo dare 5,5 ragazzi, perché il suo dirimpettaio Ambrabam è stato assolutamente dominante e quindi purtroppo lo hanno schermato, non ha trovato tante soluzioni e un qualche passaggio l'ho anche sbagliato. Darei 6,5 ad Anghissà, anche perché ha giocato tutta la partita con questa munizione sulle spalle ed è riuscito comunque a tenere la barca in piedi. 6 a Zielinski, che non mi era dispiaciuto nel primo tempo, qualche linea di passaggio l'aveva trovata, però poi viene sostituito e non può completare la partita. A Lozano Ciaciaracing, ce l'hai sulla coscienza quel gol praticamente da fare. A Kvara che gli abbiamo dato? Gli abbiamo dato 5,5 perché anche lui perde forse un po' il duello con Dodò, il famoso l'albero azzurro, però alla fine non posso dargli 5 perché l'assist per Lozano l'aveva dato, quindi diciamo è un 6 meno 5,5. E ad Osimhen anche mi sento di dare 5,5, non tante palle giocabili, una l'ha avuta e l'ha messa dentro per era in fuorigioco, un classico di Osimhen. Però Spalletti ci dice un'altra cosa importante, vedete com'è importante analizzare le parole di Spalletti. Lui dice la palla lunga io non la posso sempre fare perché Osimhen non la legge bene, non legge bene la palla lunga e la palla addosso è praticamente parla persa, perché poi l'1 contro 1 lui lo soffre ancora. Vedete che il Napoli con Osimhen in questo momento a meno, cioè devi arrivarci con i cross, non gli puoi dare la palla addosso perché se ne sono resi conto l'anno scorso che non funziona. Entra Elmas, veramente 5,5 perché si è visto poco, anche senza voto potrebbe essere. Entra Raspadori, a Raspadori io mi sento di dare 6,5 perché mi è sembrato pimpante, si è messo qui tra le linee, veniva anche a centrocampo a prendersi il pallone e poi a smistarlo, le occasioni l'ha avute e mi è piaciuto, al punto che secondo me Spalletti potrebbe ragionare sul fatto di farlo partire titolare nella prossima partita e utilizzare il 4-2-3-1 un pochino di più. Abbiamo rivisto il 4-3 delle amichevoli, un pochino meno fluido, non velocissimo, contro una squadra che doveva essere più stanca di te. Quindi sotto questo punto di vista Raspadori potrebbe rappresentare una buona novità e a Ndombélé sarò severo, io gli devo dare 5 perché il suo ingresso non ha cambiato niente, anzi si è preso una munizione che doveva evitare e ha perso un paio di palloni sanguinosi che hanno aperto al contropiede della Fiorentina, quindi attenzione qui. Politano gli ho dato 6 perché dà un buon pallone, quello là per Raspadori, fa lui tutta la discesa qui e gli lascia un buon pallone che Raspadori prova a tirare e Collini lo para, però non posso dargli di più perché poi in più occasioni è andato a sbattere e non è riuscito a trovare il tiro pulito verso la porta. Un poco meglio di Lozano, però qui siamo alle solite e deve essere bravo Spalletti a capire chi è più in forma. Dalle parole di Spalletti un po' di rammarico per Lozano e un po' di Politano ha fatto delle belle cose, potremmo vedere Politano partire nella prossima partita e questo è fondamentalmente. Io qualcosa sicuramente me la sono dimenticata, ma non è che i 3 imbecilli ne abbiamo parlato, Raspadori, Simeone eccetera eccetera. Vediamo con calma quello che succede, non ci sarà tempo manco di respirare che già domani siamo in prepartita per il Lecce e quindi possiamo fare delle ipotesi. Bello serrato, siamo contenti. La Serie A non ha un padrone, non è che uno ha dimostrato con gioco e punti di avere un padrone. Il Napoli era più forte della calma, dobbiamo vederli amalgamarsi, dobbiamo vedere crescere di leadership, di decisioni eccetera eccetera e qualità, un po' più di qualità nell'ultimo passaggio, è una cosa che viene anche col tempo, dobbiamo vedere perché abbiamo messo questa fisicità così benissimo, ma poi deve arrivare in porto. Lo abbiamo dimostrato di saperlo fare contro il Monza e contro il Verona, con la Fiorentina c'è stato un leggero passo indietro, con il Lecce dobbiamo rivedere il passo in avanti. Che mi sono dimenticato? Vabbè, da New York Valerio Fluido è tutto, me lo fate sapere in qualche modo. E gli abbonati, adesso vi devo contattare tutti perché deve partire il Fantacalcio, ci siamo! Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta,